Ci si ritrova insieme al 17 agosto per rinnovarci in un impegno. In fondo la festa del 17 agosto che cosa è? È il ricordo di un fatto. 17 agosto 1126 il Vescovo Maurizio accoglie nella nostra città e nella nostra cattedrale le reliquie di Sant'Agata. Sono consegnate nelle mani di quel Vescovo, quindi nelle mani della Chiesa, nelle mani della nostra città. E questo significa una responsabilità, la responsabilità di custodire le reliquie di Sant'Agata, che non è soltanto il custodire perché abbiamo le chiavi, apriamo e chiudiamo con un cerimoniale ben affermato, ma perché custodiamo il tesoro di una memoria, la testimonianza di una giovane donna che ha conosciuto Gesù, lo ha incontrato, lo ha amato, si è innamorato di lui e a partire da questo amore ha fatto della sua vita un inno alla sua gloria, ha fatto della sua vita la capacità di seguirlo addirittura fino all'esperienza più cruenta, che è quello di donare se stessa per essere fedeli al Vangelo. Ma poi la testimonianza di Agata la conosciamo, è ricca di spunti riguardo alla libertà, riguardo alla fede, riguardo alla gioia di sentirsi donna, amata dal Signore e capace di portare questo amore nel mondo nel quale ella vive.